Domani prima assemblea del Movimento Giovanile di Sinistra qui ad Agrigento, ecco quali obiettivi vi prefiggete anche in vista delle prossime elezioni nazionali. Bene, noi domani, domenica 21 gennaio alle 10:30 presso la sede provinciale dell'MDP, sita in via Mazzini 47, terremmo la prima assemblea provinciale del Movimento Giovanile della Sinistra, MGS, dal titolo Per i molti, non per i pochi. All'assemblea domani saranno presenti Angelo Capodicasa, coordinatore regionale dell'MDP, Lillo Collaleo del Comitato Nazionale MGS, Leandro Bianco e Francesco Navarra del Comitato Regionale e infine il sottoscritto in veste di coordinatore provinciale. Il Movimento Giovanile della Sinistra nasce per dare una risposta concreta alle esigenze di tante ragazze e ragazzi che vogliono impegnarsi politicamente per il bene del proprio territorio, per ricostruire un soggetto plurale e inclusivo e che sia capace di rappresentare il variegato mondo dei giovani. Giovani quasi sempre esclusi e posti ai margini della politica nazionale e locale, ma che non vogliono rinunciare alla costruzione di un futuro migliore per loro e per il proprio territorio, perché siamo convinti che il nostro contributo sia fondamentale per le sorti della nostra provincia e non solo. Pertanto vi invitiamo domani a partecipare alla prima assemblea provinciale del Movimento Giovanile della Sinistra per un nuovo inizio con i nostri valori.